bene, adesso parliamo abbiamo qui un religioso e lui è il nostro Don Gigi! Alleluia, 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 alleluia. Buonasera. Cosa c'è, Don Sono Gigi? Santos. Dai, è morto. Non è morto, è vivo! C'era. Le ragazze niente. Le ragazze in casino. No! Padre, non dica queste Stavo cose scherzando. lì. Mi dispiace che c'era poco fa Ambra C'è che Ambra? col pancione, Con sì. pancione. Se vuole ribattezziamo il bambino. Vabbè, adesso stiamo facendo Quando- battesimi. che Stiamo sono facendo il battesimo e buon benedetto, un bidone da 25, basterà. Zitta. Di acqua. Sai che metti i spiriti Di sciacquoso. SMP, schinetto. Altrimenti lo battezziamo in pectore. E cosa è con me? Devo subbufarli 3 mesi acqua beneditta. Quando esce è già battezzato. Allora, come emozionato oggi? io oggi sono molto emozionato. Cioè non so fare il canto, Eh? il canticino, quello olio Quale? Quello... precedente. No, sa zanzara in cravettura, bocci di sa zanzara. Che cosa? Pistilloni! Pistilloni in cravettura, bocci di sa zanzara. Ma che canto è questo, scusi? Sono antichi canti latini, Eh. c'è dato. Vuole... Vabbè, quello del bambino l'abbiamo già detto, L'abbiamo andiamo già detto, avanti. quello del bambino. Andiamo avanti, andiamo. Allora, stasera ci sarà l'unzione degli infermi per... Quando stasera? dopo la... Tutti i 10 e mezzo. All'una meno un quarto. Di notte? Di notte, sì. E cosa fate? Facciamo l'unzione degli infermi per alleviare le sofferenze. Tutti gli infermi sono pregati di venire dall'una alle 3. Chi non ce la fa può venire domani mattina. Vabbè, se sono infermi, Bonegre ci dà avanti, Don Gigi. C'è da Vedus. Certo. Allora, domani invece, no, giovedì facciamo... Mercoledì. Mercoledì? C'è scritto lì, mercoledì. Mercoledì, esame di coscienza. Vabbè. Ci si pete dei peccati. No, per esame di coscienza, tutte le persone che vogliono fare esame di coscienza possono venire e mettere il nome nel bigliettino davanti alla porta di chiesa e portare il libretto, ricordatevelo. Libretto universitario? No, postale per l'offerta Don Gigi. Poco Ma poco. l'esame di coscienza è un'altra cosa, Don Va Gigi. bene. Allora, giovedì invece abbiamo penitenza. Penitenza. Giovedì sera? Giovedì sera. Allora, la penitenza si svolgerà così. Ci mettiamo tutti in cerchio e metteremo una bottiglia, faremo girare la bottiglia così. Gira la bottiglia. Gira la bottiglia, dalla parte del collo dovrà dare, chi arriva dalla parte del collo dovrà dare il bacio alla parte del collo. Tacita questa cosa. Alla penitenza. Ma che fine che c'è in mezzo con della bottiglia, una c'è in mezzo. Poi cosa fate? Poi abbiamo venerdì dobbiamo fare, dopo la messa alle 20:30, dobbiamo riunirci tutti in piazza perché abbiamo la notte dell'asparago. Cioè? È la prima ricerca notturna di asparagi. Ma di notte non si trovano gli A asparagi. lampadina. E adesso tutti insieme, forza maestro, la canzone. Metti la forza. musica, Ma non è questa. Non è questa. Spegni la musica. Spegnila. Abbiamo sbagliato musica. Sono spaventato. Abbiamo sbagliato musica. C'era il breviario. No. Scusate. Prego. Dalla quarta lettera dopo cena. Un tale aveva un fico piantato nella vigna e viene a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Salta dalla rete del vicino e rubò 3 buste di fichi, ma venne colto sul fatto dal samaritano con l'asino, che gli dissero: la lasci l'uva? Rispose il vignaiolo: mica è figo. In verità ti dico, sono 3 anni che vengo a cercare frutti nel mio fico, ma li trovo solo in quelli del vicino. Disse allora il samaritano: taglialo, perché deve sfruttare il terreno? E lui rispose: ehi, tappanè dessa regione, assumanco fuoco vai. Vabbè, la morale è questa. Scusi, fermi. Ma la morale qual è? Salvigo furava meno da papà per i callentisi. E adesso per chiudere, vai! Alleluia, 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 alleluia. Don Gigi, grazie!